Bentornati e bentrovati a Storie. Non è bastato a Ulisse aver vinto la sfida dell'arco, non è bastato a Ulisse aver ucciso tutti i suoi pretendenti. La prova più dura per Ulisse, che nell'Odissea ritorna ad Itaca dopo 10 anni e dopo infinite peripezie, la prova più dura è l'incontro con sua moglie Penelope, alla quale rivela di essere Ulisse. Ebbene, la moglie rimane a sorpresa impassibile, fredda, algida. Il figlio la rimprovera, ma Ulisse dice: non devi rimproverare tua madre, perché ha ragione, dopo tanti anni potrebbe non essere certa che io sia io. Ma questa donna rimane inflessibile sulle sue posizioni. E allora Ulisse si arrabbia per quello che è appena successo, perché è come se non fosse servito a niente. E lì dà un ordine particolarissimo a una serva presente, dice: vai a prepararmi un letto. E a quel punto Penelope dice: sì, porta fuori dalla mia stanza il mio letto e vediamo se quest'uomo può dormire nel letto che è stato di mio marito. A quel punto Ulisse diventa viola di rabbia perché per un motivo che noi non sappiamo fino a questo momento, ma che ci viene rivelato. Non si può portare via il letto dalla camera di Ulisse e di Penelope, perché Ulisse, quando ha costruito quella casa, quando ha costruito quella reggia e ha messo quel letto, ha costruito la camera da letto intorno ad un albero di ulivo e quindi il letto è saldamente ancorato all'albero di ulivo, anzi fa parte dell'albero di ulivo, è un albero di ulivo intagliato, quindi non si può portare via, a meno che un altro uomo non sia entrato in quella stanza e, preso da un diritto, non abbia in qualche modo tagliato quell'albero. E allora Ulisse si arrabbia, perché questa è la prova che sua moglie in questi 10 anni non l'ha aspettato, ma l'ha tradito. E allora Penelope lo guarda e quando vede questa rabbia si scioglie in pianto. Lei aveva detto apposta quella frase, perché solo lui poteva sapere, essendo stato solo lui l'uomo che entrava nella camera da letto, poteva sapere la verità su quell'albero e su quel letto. E Penelope dice una frase bellissima: il mio cuore è sempre stato di ghiaccio, perché tremava all'idea che un qualche straniero potesse venire a ingannarmi con delle chiacchiere. Ecco, il nostro cuore trema all'idea che qualcuno di straniero ci possa ingannare con delle chiacchiere. Tante chiacchiere abbiamo sentito nella nostra vita, tante persone ci hanno promesso tante cose, tante persone ci hanno promesso tanto, senza conoscerci, senza sapere niente della nostra camera da letto. E anche coloro che sembravano sapere qualcosa della nostra vita ci hanno ingannato. E adesso, dopo tutti questi anni, magari il nostro cuore trema nel terrore che qualcuno possa arrivare ad ingannarci con delle chiacchiere. È una sfida quella che Penelope lancia ad Ulisse. Lei ha fregato l'uomo che sapeva fregare tutti, l'uomo che aveva saputo raggirare i troiani, l'uomo che aveva saputo raggirare la maga Circe, l'uomo che aveva saputo raggirare Polifemo. È stato raggirato da sua moglie, che aveva una domanda più grande che di capire, che di comprendere, la domanda di sapere se quello che aveva davanti era uno straniero che raccontava chiacchiere oppure se era suo marito. Ecco, questa è la domanda più importante della vita. Chi sei tu che stai di fronte a me? Penelope l'ha affrontata così e noi proviamo a guardare alla luce di tutto questo come finisce l'Odissea in un modo veramente incredibile e sorprendente. Lo raccontiamo domani qui a Storie.